diretta sulle frequenze di Radio Padania Libera, studio 1 di Via Bellerio, in compagnia di Marco De Paoli e Tina Edoardo, Spazio Hockey, come stavamo dicendo. Siamo arrivati ai quarti di questi campionati mondiali di Minsk 2014. Ne parliamo adesso di quello delle due squadre della nazionale italiana e della nazionale svizzera. Partiamo subito con la nazionale svizzera con il nostro primo ospite, Flavio Biglezio del Corriere del Ticino. Ciao Flavio. Ciao Edoardo, buonasera a tutti. Ciao. Senti, ci sarebbe da parlare per giorni, abbiamo letto parecchi articoli sulle varie testate svizzere, però i sentori si erano già visti un po' associ di quello che un po' è stato il risultato della non qualificazione per i quarti. Ma sì, effettivamente sì, anche se a soci bisogna dire che la Svizzera aveva proposto anche con elementi diversi un gioco comunque più attrattivo. Poi c'era stato quell'ottavo di finale contro la Lettonia finito male, c'era stata delusione, ma è vero che poi soprattutto dopo Sochi, già poi nelle partite di preparazione a questi mondiali, si era capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto, forse proprio anche come conseguenza di Sochi, come dici tu, potremmo parlare ore di questa avventura rossocrociata, però insomma si è capito che tra rinunce più o meno giustificate, tra la questione del contratto non rinnovato a Simpson e con varie annessi e connessi, insomma per la Svizzera sarebbe stato un mondiale difficile, così è stato, insomma. È un po' un vizio di tante nazioni comunque, se non voglio dare una colpa alla federazione svizzera, però quella di annunciare che l'allenatore il prossimo anno non sarà Tizio Caio, in questo caso Simpson, insomma non crea un handicap poi all'interno della squadra avere c'è un allenatore che poi sai che fra 10 giorni, 20 giorni non c'è più. Ma qui l'ha creato sicuramente, se non sul ghiaccio a Minsk, o forse sì, ma in ogni caso l'ha creato nelle settimane, nei mesi che hanno preceduto il mondiale, perché se vi ricordate, se avete sentito, Simpson aveva detto che bene o male era riuscito ad ottenere una sorta di accordo morale, chiamiamolo così, e tutti i convocati che avevano risposto presente per le Olimpiadi di Sochi si impegnavano a far parte anche della selezione per i mondiali di Minsk, NHL permettendo ovviamente. Cosa è successo? È successo che poi Simpson e la federazione svizzera non hanno trovato l'accordo e tutti quei giocatori che avevano qualche dubbio, tutti quei giocatori che non se lo sono sentiti di andare ai mondiali, detta così molto terra a te, si sono detti cosa ci vado a fare ai mondiali, tanto anche se rinuncio l'anno prossimo non c'è Simpson, non rischio niente, tra virgolette, e quindi di sicuro il fatto che sia stata annunciata la separazione tra Simpson e la federazione dopo le Olimpiadi, una conseguenza sul rendimento della Svizzera l'ha avuto, o meglio su chi è andato ai mondiali. La Svizzera è chiaro che se ne dica non ha ancora e forse non avrà mai un bacino di 40 o 50 giocatori sullo stesso livello per fare una competizione come i mondiali. Se mancano quei 10-15 giocatori che c'erano l'anno scorso a Stoccolma, la differenza si vede. Ora allora l'importante è dimenticare quello che è stato il risultato dell'anno scorso e ripartire forse dall'unica nota positiva di questi mondiali, cioè da Fiala. Ma diciamo che Fiala è la prova, hai ragione, Fiala è la prova che comunque in Svizzera i talenti ci sono, ci metterei anche se a livello minore ci metterei anche il difensore Kukan, è la prova che in Svizzera si sta lavorando comunque bene con i giovani e che pian piano i talenti escono. Se pensiamo alla generazione precedente, se pensiamo anche a un Niederreiter che comunque resta un giocatore giovane, insomma i giocatori sbocciano, bisogna ripartire da qua, bisogna far tesoro di quello che è stata questa esperienza. Sarà importante anche per il successore di Simpson, che sarà verosimilmente Glenn Hanlon,
che dovrà imparare, come ha detto lo stesso Simpson, a gestire questo gruppo e a fare in modo di provare ad avere ad ogni manifestazione importante il meglio di ciò che la Svizzera a livello individuale può proporre. E quindi, sai, poi c'è stata anche, bisogna dirlo francamente, la Svizzera ha vissuto anche questo mondiale con l'ombra positiva, splendida, ma comunque pesante dei mondiali di Stoccolma dell'anno scorso. È vero che dopo l'argento dell'anno scorso, inconsciamente tutti si attendevano, se non un exploit simile, si attendevano comunque ancora o meno si sperava in un ottimo risultato. È vero che per la Svizzera bisogna essere realisti, l'eccezione è Stoccolma 2013, penso che un campionato del mondo come quello dell'anno scorso per la Svizzera meritatissimo, perché la Svizzera aveva giocato veramente un bellissimo hockey, ma resterà l'eccezione. È vero che la Svizzera potrebbe sempre ambire ai quarti di finale, poi c'è il mondiale in cui le cose ti vanno meno bene e non ci si qualifica ai quarti come quest'anno a Minsk. Vero è che quest'anno c'è stato addirittura anche un po' lo spauracchio, se vogliamo, dopo le prime 3 sconfitte, di un'eventuale relegazione, perché è vero che si è arrivati alla partita con il Kazakistan con l'obbligo di vincerla assolutamente, perché poi in caso di sconfitta le cose sarebbero veramente diventate pesanti. Però è vero, ripartire insomma da quello che è stato, si ricreerà un nuovo gruppo, ci sarà un nuovo allenatore e bisognerà preparare al meglio, con pazienza, con probabilmente nuovi innesti di altri nuovi giovani giocatori, i campionati del mondo dell'anno prossimo. Ascolta, una nota positiva però per il campionato, in questo caso per l'NLA, è questo Klaasen, nuovo acquisto del Lugano. Beh, questo penso proprio di sì, abbiamo visto per ora 2 reti, 6 assist, tante belle giocate, un bel rigore. Diciamo che Klaasen così si preannuncia sulla carta come una delle attrazioni del prossimo campionato. Ha dimostrato in Svezia nelle ultime stagioni cosa è capace di fare, si sta confermando ai mondiali, e quindi penso che soprattutto i tifosi bianconeri, ma penso un po' tutti gli amanti dell'hockey in Svizzera si aspettano di vedere grandi cose da questo giocatore. Vediamo anche se poi adesso nei quarti, e se poi la Svezia riuscirà a superare l'ostacolo Bielorussia nei quarti e poi eventualmente in semifinale, cosa saprà dare ancora. Senza dubbio sulla carta, lo ripeto, un grande acquisto a livello di spettacolo, non solo per il Lugano ma per tutto il campionato svizzero. Sì, infatti le due che abbiamo le novità sono la Francia e appunto la Bielorussia, che non erano accreditate per i quarti comunque. No, soprattutto direi la Francia. Sai, la Bielorussia con Allon ogni tanto qualche quarto di finale l'ha fatto, giocava in casa, abbiamo visto tutto l'entusiasmo della gente, sono stati veramente letteralmente trascinati da un pubblico incredibile, pubblico che ha riempito le 2 piste di Minsk anche quando la Bielorussia non giocava, per cui veramente popolo appassionatissimo di hockey. La Francia è stata veramente la grandissima sorpresa di questo mondiale. Si pensava dovesse giocare per le posizioni per la salvezza, come più o meno quasi sempre accade, ed invece pian piano anche con alcune individualità interessanti. Non dimentichiamo adesso, non ricordo i nomi, ci sono anche un paio di giocatori nei primi 2, 3, 4 posti della classifica marcatori, e la Francia Rossell che è al secondo posto, e Da Costa, bravissimo, grazie, senza dimenticare un certo signor Rieti in porta che avrà i suoi annetti, ma quando veste la maglia della Francia riesce sempre a sfoderare prestazioni incredibili. La Francia, è bello anche che ci siano in un campionato del mondo del gruppo A queste sorprese, lo scontato, le squadre diciamo così scontate ormai in un mondiale del gruppo A, il Canada, la Russia, la Svezia, la Repubblica Ceca, diciamo quelle ci sono sempre, e che ci siano a volte sorprese come la Francia fa piacere. Ci auguriamo che ecco, anche per la rivalità, per la vicinanza, che un giorno anche l'Italia possa tornare a riuscire una volta, un anno magari a confermarsi nel gruppo A. Sì, lo so, però sai,
noi svizzeri, sai, c'è comunque, sarebbe bello così, è un po' un sogno, un po' una speranza che ci sia anche che la rivalità sportiva tra Svizzera e Italia possa tornare nell'hockey, come ti ricordi ai tempi eroici, sì, sì. ai tempi eroici di qualche annetto fa, noi che non siamo più giovanissimi, che si possa, ecco, la Francia dimostra che lavorando in un certo modo, che crescendo progressivamente, è chiaro che i miracoli non li puoi fare in pochissimo tempo, ma che crescendo ci possono essere così un'apertura, un livellamento che possa permettere anche a altre nazionali di ritagliarsi uno spazio importante in un mondiale. Infatti, hai avuto occasione di poterti guardare? Oggi hanno fatto i sorteggi per la Coppa Campioni. Sì. Hai avuto modo? Non li ho guardati direttamente, ma poi ho visto gli accoppiamenti, ho visto arrivare le varie agenzie che presentavano gli accoppiamenti. Sì, ho dato un'occhiata a questa nuova manifestazione, diciamo, che partirà in agosto, assolutamente. Ci sarebbe stato anche un Bolzano-Zugo, poi non si è capito perché la pallina dello Zugo è stata rimessa nell'urna, è stato estratto un'altra pallina, però... Ma guarda, ho sentito, Edo, che hanno fatto un po' di confusione per utilizzare un termine un po' più crudo, visto che siamo ancora, credo, in fascia protetta, visto che non potevano esserci due squadre della stessa nazione nello stesso gruppo. Prima l'hanno spostato una perché c'erano due svizzere, poi però si è trovato che altre due squadre della stessa nazione erano finite nello stesso gruppo, poi così hanno rispostato lo Zugo. Insomma, non il massimo, se vogliamo, della professionalità. No, ma infatti sarebbe stato interessante, anche perché insomma Bolzano con lo spostamento nel campionato Ebel, certo. Insomma, anche fare un paragone, no Marco, col campionato svizzero sarebbe stato Zugo. Poi non è una formazione, insomma, è sempre stata non accreditata, poi ogni anno è sempre arrivata quasi alla fine. Paragone si potrà fare nel gruppo I, dove c'è Salisburgo e Kloten, quindi già lì potrebbe esserci. Ecco, è vero, sì, no, sarebbe stato interessante uno scontro tra il Bolzano, che anche qua abbiamo seguito comunque con simpatia e con interesse, con questa vittoria nel campionato Ebel, e quindi sì, sarebbe piaciuto anche a me francamente poter assistere a una sfida tra il Bolzano e lo Zugo. Niente, chissà che sia solo rinviate, come dicevate giustamente in studio. Comunque già contro il Salisburgo sarà un bel banco di prova per capire un po' come si sta muovendo questa nuova Lega e quali potrebbero essere gli scenari futuri. Bene Flavio, noi ti ringraziamo come sempre. Sono io che ringrazio voi, Edo. Ci sentiamo alle prossime, perché insomma, a parte la nazionale italiana e quella svizzera che sono uscite, la nazionale italiana addirittura è retrocessa, però insomma i campionati mondiali vanno avanti, e poi a agosto, come giustamente dicevi te, parte già questa Coppa Campioni. Certo. Mi sa che quest'anno avremo poco tempo per far ferie tranquille. Penso proprio anch'io, ci costruiremo con delle belle partite, dai. Bene Flavio, ti ringraziamo e alla prossima. Buona serata a tutti, ciao, grazie a voi, ciao. Bene, nell'attesa Marco di metterci in contatto con la nostra seconda ospite, che è Fiorenzo Zanchin, parliamo di questa retrocessione della nazionale italiana, quasi per scontata, comunque si dava. Sì, era prevedibile, poi però nel corso del mondiale e la vittoria con la Francia aveva dato, con la vittoria tra l'altro contro la Francia, che poi è arrivata ai quarti, aveva dato una grande iniezione di fiducia alla squadra, che poi si è persa con squadre più abbordabili come poteva essere la Danimarca e la Norvegia, la stessa Slovacchia, che poi invece hanno fatto i loro punti e sorpassato l'Italia, che ha chiuso all'ultimo posto. Avrebbe dovuto vincere l'ultima contro la Svezia, però è una cosa un po' almeno in questi periodi, almeno per adesso non sarà. Siamo già in collegamento con Fiorenza. Ciao Fiorenza. Oh, ciao ragazzi, buonasera. Senti, tu eri lì, dunque certo, più che sentire il polso. Ho un ritorno del mio audio. Voi non avete problemi? No. Ok, perfetto, no. Va bene. Al di là che... Ero lì, ho saltato l'unica partita contro la Svezia perché ero già rientrata in Italia e ho visto, bene o male, un'Italia molto cambiata, diciamo. In meglio o in peggio?
Assolutamente meglio, nel senso che si gioca meglio, detto dai ragazzi abbiamo dei sistemi di gioco molto più moderni e abbiamo fatto bene o male la nostra piccola figura. Il problema è che davanti a Canada, Cechia e Svezia nulla può. Siamo riusciti a battere la Francia con tanto impegno. Quello che è mancato secondo me all'Italia è anche tanta fortuna, perché per esempio vedendo Jagr che si muoveva sul ghiaccio, metteva il bastone davanti alla porta, il disco casualmente arrivava sulla sua stecca, entrava, noi potevamo stare altri 60 minuti di gioco e spesso e volentieri il disco non scivolava sul ghiaccio come avrebbe dovuto fare. Senti, come giustamente hai detto te, sono cambiati un po' tutti gli schemi, però adesso si vanifica un po' tutto. Il poker ha fatto il miracolo col Bolzano, ha fatto anche, tra virgolette, un po' il miracolo con la nazionale, dando delle nuove impressioni, però sia lui che Bolzano si sono separati, ma lui e la nazionale si separano anche lui, dunque adesso ci starà ancora da ricostruire. Le voci di corridoio davano che se si fosse separato dal Bolzano si sarebbe separato anche dalla nazionale. Bisogna vedere, perché poi lì ci sono interessi, ahimè, economici molto forti, quindi lui le idee le ha molto innovative, anche i ragazzi erano molto contenti di avere un allenatore del genere, perché passando da un Enrico Cornacchia, che pur ottima persona, però purtroppo, come dicevano i giocatori, aveva questi schemi un po' antiquati, siamo passati a questo allenatore che oltretutto allenatore è anche psicologo, perché nella penultima partita in conferenza stampa ci ha detto appunto che sì, si era perso contro il Canada, però comunque era un gioco abbastanza uguale. Il gioco italiano e il gioco del Canada era molto simile, ovviamente, e lui diceva why not? Perché non provare? Perché non tentare? Anche noi siamo esattamente 5 sul ghiaccio come sono loro, e quindi è anche un motivatore. Diciamo che la nazionale avrebbe anche bisogno di una persona del genere. Se ci si separa anche da lui, non so il futuro cosa potrebbe riservare alla nazionale italiana. Si faceva il nome di John Porco, secondo me troppo inadeguato e troppo inesperto per guidare una nazionale. Si faceva anche il nome di Ivano Zanatta, che ha un po' più di esperienza anche in campo internazionale. Beh, è tutto da vedere. È tutto da vedere. Il Bolzano ha fatto una bella figura, perdendo Pokel sicuramente non farà il bis. Al di là dell'allenatore, che lo scopriremo quest'estate, spero che non si riducano alla settimana forse prima, dai, forse prima. E si sono visti sul ghiaccio comunque giocatori italiani doc, molto giovani anche, soprattutto Garner, che ha segnato dei gol importantissimi, poi altri come ad esempio Cosner del Lugano, insomma una dose di fiducia per il futuro averli così giovani e così bravi. Assolutamente, perché comunque in tutte le nazionali ci vuole il ricambio. Purtroppo non ci sono più gli oriundi che fanno la differenza, i vari Chitaroni, Manzi, Busillo, non esistono più degli oriundi di questa caratura. Abbiamo degli oriundi come Scandella, però anche lui non può essere eterno, ha la sua età, quindi abbiamo bisogno degli innesti, però che siano degli ottimi innesti, che possano dare un contributo anche ai ragazzi italiani, perché si sa che senza oriundi sia il campionato che la nazionale non andrebbe da nessuna parte. Abbiamo bisogno della scuola canadese, forse qualcuno magari mi odia, mi odierebbe per questa affermazione, ma purtroppo il Canada arriva da là, l'hockey arriva da oltreoceano, quindi abbiamo bisogno di esperienza di questi ragazzi. Il problema è che là in Canada ce ne sono 1000, 2000, 3000, e quelli che vengono in Italia non sono più il top di quello che potevamo avere negli anni 90. Hai detto... Ci sono degli ottimi italiani, perché gli ultimi convocati sono degli ragazzi molto, molto vivaci, diciamo. Tipo Cosme sta facendo un ottimo campionato, sta facendo un'ottima figura anche nel Lugano. Ce ne vorrebbero altri, il problema è che sono troppo pochi. Hai tirato giusto fuori l'argomento campionato. No,
ne si parlava anche settimana scorsa con Marco, con i nostri ospiti. Insomma, noi abbiamo visto che 14 giocatori su 25 praticamente giocano all'estero. Giocano fuori, sì. Ecco, questo è una nota positiva. Noi lo dicevamo ancora 10 anni fa a chi intervistavamo qui in radio, di andare fuori all'estero perché avrebbero fatto più esperienza, avrebbero potuto giocare con giocatori di una caratura, come stavi dicendo giustamente tu, molto più superiore, e imparare. Io lo vedo, poi lo vedi anche tu andando ad Ambrio, andando a Lugano con Costner, per fare un nome dei nostri, che ha imparato tantissimo comunque giocando a Lugano. Però che cosa manca poi alla fine a questa Lega e a questo campionato? Nel senso che noi il prossimo anno siamo ancora qua a capire chi saranno le squadre che parteciperanno, come saranno le squadre, come sarà sto campionato, con tutto rispetto per lo scudetto portato a casa da Renon, comunque. Sì, certo, ovviamente. Purtroppo secondo me in federazione manca la programmazione, non puoi fare i programmi anno per anno, ci vuole un programma almeno di 3 o 5 anni, tutti gli anni si cambiano le formule del campionato. Adesso dicono che ci sarà una Serie A e una Serie B parirà la C, fra 2 anni poi si cambierà ancora, è veramente assurdo. Cioè, la Svizzera nei nostri confronti sono degli eroi, perché hanno una programmazione fine stagione, loro hanno già il campionato per l'anno successivo. Cioè, già noi siamo mancanti di organizzazione a livello di società, e poi anche di federazione non ci sono le direttive, anche le società a volte sono un po' brancolano nel buio perché dicono ma non lo so, faccio la B, faccio la 2 non c'è più, però quello va in Austria, quell'altro torna dall'Austria, quell'altro va in Slovenia. Non c'è programmazione, non c'è determinazione, non c'è chiarezza sui progetti futuri. Io spero che con le nuove elezioni che ci saranno a breve di tutto il Consiglio federale ci possono essere delle persone legate Zublasing, per esempio, che ha delle idee ben chiare e che le metta in atto, perché ormai purtroppo i programmi sono antiquati, ci vogliono delle persone che dettino le regole, ma che quelle siano per 3 o 5 anni e non cambiando le regole, come è già successo a livello federale a campionato iniziato, vedendo quello che è successo nelle leghe minori in Serie C. Quindi speriamo bene, perché altrimenti l'hockey italiano va a finire veramente male. Sì, anche di questo si era discusso con Teofili la riunione di un paio di settimane fa. Lui ha aggiunto che sì, è vero, la federazione cambia spesso le regole, però è dettata anche dal volere delle società, perché anche a imporre una regola per più anni, se poi le società cominciano a dire no, non mi iscrivo se non ci sono tot riundi, no, non mi iscrivo se il campionato è fatto in una certa maniera, alla fine la federazione per avere un tot di squadre deve comunque scendere a compromessi. Si è pazzi, certo. Però voglio dire, ci devono essere delle regole fisse. Poi ovvio, ci sono le riunioni che possono cambiare alcune condizioni, ma non si possono cambiare ogni anno le formulazioni dei campionati. È veramente assurdo. Una società che ha bisogno di uno sponsor, che ha la possibilità di avere uno sponsor, lo sponsor chiede una programmazione, ma non per 6 mesi, minimo sono 2 o 3 anni. Cosa gli racconti? Ma quest'anno faccio la C, no, poi magari l'anno prossimo cosa facciamo? Ma non so, vediamo, facciamo la B. Sì, cioè, è poca mancanza anche di serietà. Come il discorso di chiamarla C2 per non chiamarla Serie B, assurdo, perché sennò lo sponsor. No, ma cioè, sì, per motivi anche di sponsor. Sì, no, certo, no, infatti. Senti, noi siamo quasi in chiusura, però un'ultima domanda te la facciamo. Sì. A proposito di cosa succederà a Varese. Ma guarda, è una novità di oggi che nel consiglio d'amministrazione entra un leghista doc che molto probabilmente ci darà una mano, è Matteo Bianchi, che è anche il segretario provinciale della Lega Varese, e quindi è entrato forse anche con tanto orgoglio di poter dare una mano a Varese, perché noi avremmo bisogno di un main sponsor, non dico ricchissimo, però che ci dia la possibilità di fare una Serie B senza problemi, senza avere i buchi
in bilancio, perché purtroppo la coperta è sempre troppo corta. Comunque, Senti, vabbè, adesso vediamo se faremo la Serie B, la Serie C o come cavolo si chiamerà. proseguirà, Comunque ci sarà. proseguirà la collaborazione con Milano o non ne avete ancora parlato? Non penso. Stando alle ultime condizioni, visto i brutti rapporti che si sono creati l'anno scorso, non penso, a meno che si possano cambiare, ma diciamo che per noi il farm team con Milano non ha dato grossi vantaggi, anzi direi svantaggi, perché quando si chiedevano i giocatori ci veniva detto picche. Quindi non lo so, vediamo la dirigenza e Davide Quilici cosa deciderà, ma le notizie erano abbastanza negative. Ascoltami, non ti chiedo, perché adesso è notizia di un paio di settimane fa, che la gestione del Palalbani è nelle mani delle... No, ma non voglio una risposta, vorrei sapere. Io parlo positivamente, nel senso che mi auguro, da giornalista, comunque da tifoso, che le due squadre varesine vadano avanti e non si fermano, per dirti, a una Serie B come stavamo dicendo fino adesso, e che possono crescere insieme. Uno fa il campionato svizzero, quell'altro fa il campionato italiano, comunque che possono crescere tutte e due, che ci sia questa collaborazione più intensa, ecco. Ma secondo me inizia la collaborazione, perché Matteo Bianchi è il figlio della signora Bianchi, che è la presidentessa della iSport, da dove i Killer Bees sono nati, perché i Killer Bees sono una costola della iSport. Quindi bene o male questa collaborazione a livello formale e diciamo a livello abbastanza intelligente è già iniziata, perché da parte nostra c'è sempre stata la buona volontà di collaborazione. Il problema è che a volte trovi delle montagne che purtroppo sono insormontabili. La gestione del palaghiaccio è una grandissima incognita, perché fino ad agosto, fino al fine di luglio, è in mano alla società dei Killer Bees. Poi non lo so il comune cosa vorrà fare, spero solo che il nostro sindaco leghista Fontana prenda definitivamente una decisione, perché non si può andare avanti anche con questo anno per anno, 6 mesi per 6 mesi con la gestione, che venga data a una società, a una delle società che già ci sono all'interno, che conoscono tutte le problematiche della pista, del palaghiaccio, della piscina, però che sia una cosa seria, non sempre le cialtronate che stanno facendo ultimamente. E poi che si rivedano anche i costi di gestione, perché delle società come no, ma noi, capiamo, Fiorenzo, era solo per... è sempre, certo, Bossi era sempre stato a favore dello sport e dare una mano allo sport, non vivere sulle società che gestiscono un impianto come quello di Varese, perché noi veramente facciamo i salti mortali per pagare le ore ghiaccio. Quindi è anche il comune che si deve mettere una mano sul cuore e dire ok, vediamo di venire incontro a tutte le società, non solo la Mazzini, tutte. Bene Fiorenzo, noi dobbiamo salutarti perché siamo in chiusura. Ti ringraziamo di aver partecipato alla nostra trasmissione, speriamo di sentirci per le prossime. Mi raccomando, tutti gli sportivi che votino Lega. Va bene, va bene, ciao, grazie. Ciao ragazzi, ciao. Marco, ne stavamo parlando prima con Flavio, però voglio anche un commento da te, siamo un po' più in chiusura. Girone F, Coppa Campioni, Bolzano che giocherà con il Linköpings, che è una squadra svedese, il Pardubice, che è una squadra ceca, e il Turku, che è una squadra finlandese, due ossi duri. Dunque come... Quindi partire da testa di serie non è servito assolutamente a niente, perché... Non ti dico neanche di commentare il girone, perché è come dire, mi chiamo Trezzano su Naviglio, però sono testa di serie, però gioco con Bolzano, con Milan, con Barcellona, Milan e Real Madrid. Vabbè, Bolzano ci ha abituato troppo bene ai miracoli, chissà mai che salti fuori anche qualcosa. Bolzano che stiamo anche aspettando. L'unico problema è che non potrà fare la squadra a settembre come al solito, ma dovrà iniziare a luglio. Mi sa che dall'anno scorso dovranno cambiare un po' di cose anche a Bolzano. Vabbè, ne riparleremo quando, tanto l'estate è lunga, noi ci saremo comunque. Saremo qua perché andiamo in vacanza. Non si va mai in vacanza qua, perché non ci pagano per andare in vacanza, dunque ci pagano per lavorare. Bene, noi
E ringraziamo i nostri radioascoltatori. Appuntamento la settimana prossima. La settimana prossima, mercoledì, come sempre, Spazio Hockey con Marco De Paoli e Tina Edoardo. Avete ascoltato Spazio Hockey.